e a piedi caldi se ne sta. Da ora in onda, Pop Economia Rumore, a te la linea Alessandra. Grazie Sveva, e non potevamo che aprire così oggi Rumore, pezzo della mia adorata e mitica Raffaella Carrà. Intanto tanto batticuore già, cari amici miei, amici nostri, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà. Oggi c'è una notizia che fa rumore per me e per tutti noi, perché questo programma, Pop Economia Rumore, questa trasmissione che ho ideato e conduco e che va in onda su questa bella emittente già da 4 anni ormai, ha vinto il microfono d'oro 2025, l'Oscar della radio italiana, diciamo così, l'evento che è dedicato al mondo della radiofonia, organizzato sia da Fabrizio Pacifici che da Fabrizio Santori, dove una giuria di esperti premia le trasmissioni radiofoniche più popolari e più seguite. E questo è il secondo anno consecutivo che accade. Lo scorso anno il premio è andato a Chilometro Zoom di Antonino Danna e Lorenzo Viviani, miei carissimi amici, brillanti colleghi che fanno davvero una bella e utile trasmissione, che saluto. E allora, Pop come popolare, e voglio fare qualche ringraziamento, sì, oggi proprio voglio farlo. Ringrazio in primis voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà, che fate, come tante volte ho detto, il pesante, il potente valore aggiunto e la differenza di questa particolare radio, e che seguite numerosi il programma e naturalmente la direzione, il direttore Giovanni Sallusti, i miei colleghi che saluto e che abbraccio qui da Roma, siamo un po' lontani ma staro vicino con il cuore, la regia, il mitico Vincent De Maio che ha realizzato uno spot con la sua potente voce, veramente bellissimo, forse l'avrete ascoltato, e Ringrazio Giulio Cainarca, oggi condirettore di questa radio e che per primo, da mio direttore, ha scommesso subito sulla mia idea e ha reso possibile sempre, con grande signorilità, la realizzazione di questo progetto. E qual è questo progetto? Ormai penso un po' lo conoscerete ormai. Il connubio, ci credo sempre di più, ci ho creduto fin dall'inizio, tra la pop economia e il rumore. Cioè la mia idea è questa: l'economia reale spiegata con un linguaggio vivo e vivace, più vivo che mai, che non annoia, spero, quindi un linguaggio per non annoiare deve essere per forza pop popolare. E mi sono avvalsa anche della partecipazione, come sapete, di economisti, lavoratori, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni. Qui hanno parlato un po' tutti, insieme sempre alla vostra voce di voi che fate la differenza, cittadini e ascoltatrici e ascoltatori. E poi il connubio è sempre con il rumore della notizia. Si sa, le notizie fanno rumore da sé quando sono notizie, ma soprattutto io ho voluto qui chiamare i protagonisti delle notizie che fanno rumore, quindi tutto quel che manca, quel che c'è, quel che dovremmo avere di più dall'agricoltura, i casi sull'agricoltura, lo avete visto, la protesta degli agricoltori, i casi di mala giustizia, abbiamo visto quello di Beniamino Zuncheddu, più volte ripetuto, le storie di impresa e di ripresa del Made in Italy, il confronto tra politica e impresa, il rumore, e c'è ancora oggi una notizia che fa rumore sui lavoratori, dei lavoratori di Stellantis, quello dei consumatori, dell'associazione dei consumatori, e quello delle donne iraniane, dei soprusi che devono sopportare. E quindi voci, storie, fatti che a volte vengono, diciamo spesso, trascurati dal cosiddetto mainstream. E allora, presentissimi oggi, sono molto contenta, cominciamo con una puntata fittissima. Il debito pubblico italiano si avvicina. Il nostro professor Marcello Gualtieri, che io ho il piacere davvero di ritrovare perché è stata una voce importantissima per me e per noi tutti, ci ha fatto comprendere i meccanismi davvero occulti a volte dell'economia reale, dell'economia dei numeri, il valore e soprattutto i problemi delle imprese e delle piccole imprese. Ci sono dei termini che ormai sappiamo di più di conoscere di prima: il debito pubblico, la BCE che cosa fa, quali sono le mosse di questi diciamo potenti e potentati dell'Europa. Professor Gualtieri, come sta, economista dell'Università di Torino? Professore, in linea? Mi senti? Io la sento, sì, noi la sentiamo. Come va? Che ci dice, che ci racconta? Sì, tutto molto bene, ma innanzitutto la notizia di oggi ovviamente sono i grandi complimenti per te per questo premio ambitissimo che hai
hai visto con la tua idea, con la tua conduzione, con la tua trasmissione. È stata premiata la tua idea di fare dell'economia un discorso popolare, perché l'economia, come abbiamo cercato di dire tante volte da questi canali, è un argomento estremamente popolare. Tutto ciò che sembra lontanissimo dalla vita quotidiana della gente normale, invece poi arriva con una rapidità pazzesca nelle tasche degli italiani, nel carrello della spesa, sul luogo di lavoro. Quindi grande idea la tua di trasformare, di far capire che l'economia non è un argomento per pochi addetti ai lavori, ma è decisamente un argomento popolare che riguarda tutti. L'hai fatto benissimo, rendendo facile e comprensibile argomenti che molto spesso sono trattati in maniera complessa e poco comprensibile. Quindi grandissimo complimenti a te per questo ambitissimo premio, meritatissimo. Grazie professore, e ecco, io voglio dirle di nuovo grazie perché lei ci ha raccontato, ci ha spiegato argomenti davvero difficili che però non sono nell'iperuranio, con un linguaggio semplice, e questo grazie alla sua grande competenza, ovviamente, e immensa professionalità. Ecco professore, abbiamo debiti professore, a proposito di debito pubblico, lei penso che sarà ricordato da noi, da tutti gli ascoltatori, come il professore che ci ha più spiegato in assoluto il debito pubblico, questa zavorra che ci perseguita. Abbiamo letto tante volte con lei il contatore. Debiti ne abbiamo professore per questo debito che si avvicina rapidamente alla soglia di 3.000 miliardi, e poi ecco cosa mi interessava, abbiamo poco tempo oggi ma ci tenevo, cosa mi interessa mettere in luce. Lei giorni fa ha scritto un bellissimo pezzo su Italia Oggi. Le piccole imprese stanno tremando, non hanno un futuro, bisogna fare presto. Perché bisogna fare presto e qual è la sua idea in questo momento in cui davvero siamo tutti un po' preoccupati, a causa anche delle guerre, per l'andamento dell'economia e dell'economia reale? In estrema sintesi, Alessandra, il modello della piccola, micro e piccola impresa italiana che ha fatto la fortuna del nostro paese nel dopoguerra, negli anni del boom economico, oggi purtroppo è drammaticamente superato, perché non si riesce, le piccole imprese non riescono a competere sui mercati internazionali, là dove è necessaria una grande struttura. Si pensi solo alla grande sfida dell'intelligenza artificiale. Sì. Poi un aspetto specifico che riguarda proprio le imprese italiane, che è quello del credito bancario. Cioè, mentre le aziende italiane sono piccole e sottostrutturate, le banche italiane sono in gran parte gigantesche. Senza fare nomi, sappiamo che due banche si dividono praticamente il 90% del mercato. Sì, chiaro. E allora come si può arginare questo problema? Qual è la sua idea? Mi piace molto, quella che ha lanciato dalle colonne di Italia Oggi. Abbiamo perso il professore? Prof, c'è? Eccolo. La sentiamo male. Allora, in estrema sintesi, qual è la sua idea allora per arginare questo problema e per far sì che le microimprese, le piccole imprese vadano avanti? La sentiamo molto male, molto male. La sentiamo molto male, allora se la stiamo perdendo, adesso, scusami, eccolo, veloce, eccolo qua. Sì, la mia idea è questa, quella di far sì che le imprese italiane possano crescere in dimensione, in competitività, non partendo dal basso, ma partendo dall'alto. Voglio dire, la mia idea è quella di spingere la quotazione a quotarsi in borsa almeno 1.000 eccellenze italiane, che quindi potrebbero rafforzarsi patrimonialmente come governance. Queste 1.000 eccellenze italiane, sappiamo che ce ne sono molto di più, dovrebbero tirarsi dietro tutta la filiera dei fornitori e delle catene di valore, degli stakeholder, aiutare quindi a crescere anche le imprese che stanno nella catena di valore, e così innescare un meccanismo virtuoso che faccia crescere tutte le imprese
in dimensione, in efficienza, in indipendenza dal mondo bancario. Si potrebbe innescare un virtuoso che dovrebbe così aiutarci ad uscire da questo modello della microimpresa che ha tanti vantaggi, ma in questo momento è a fare veramente sofferente. Professore, lei sa che io sono molto reale, realista e concreta. Questa letterina, perché vanno di moda le letterine ora, no? Le lettere, quelle che scrive per esempio Donald Trump. Questa sua lettera o letterina, a chi dobbiamo indirizzarla nella politica italiana? Ma direi decisamente al ministro dello sviluppo, quello che si chiamava Ministero dello Sviluppo Economico, che oggi si chiama Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'onorevole D'Urso, che dovrebbe veramente con poca spesa di soldi pubblici, questo è importante, pochissima spesa di soldi pubblici, ma con tanta buona volontà e con tante idee, potrebbe innescare questo meccanismo virtuoso. Non ci vogliono miliardi di euro, ci vuole soltanto un lavoro costante, lucido, con in mente bene. Bene, allora questa idea, tutte le idee propositive, concrete, importanti, noi le facciamo nostre e le mandiamo dirette al decisore politico. Il professor Gualtieri non ci sente più, è un collegamento un po' difficile, lo salutiamo e passiamo subito al prossimo ospite perché oggi la puntata è davvero fitta. Sveva, ti prego, chiama Buddy Fox, intanto io faccio un piccolo recap. Buddy è stato un assiduo ospite, Buddy Fox, di questa trasmissione, non a caso la sua rubrica fantastica. Sì? Alessandra, La sua rubrica. abbiamo perso il professore. Abbiamo perso il professore, non importa, andiamo avanti perché il tempo è veloce, corre e noi lo abbiamo salutato in diretta, è un collegamento troppo difficile. Allora, è la volta di Buddy Fox. Sveva, ti prego, tu quando ce l'abbiamo mi dai un cenno. Buddy, ripeto, è un assiduo ospite di questa trasmissione, in tanti anni è stato qui con noi e è davvero un divulgatore, davvero lui crea una fascinazione quando parla, e non lo dico soltanto perché lo stimo davvero moltissimo, ma perché riesce a farci capire questi meccanismi, a volte anche invisi, occulti delle borse, dei mercati, in un linguaggio molto particolare. Ed ecco perché spesso io lo invito, e non a caso la sua rubrica fantastica Panino Listino è molto molto seguita dai giovani. Perché che cosa è successo? Donald Trump rinvia i dazi, lo avete sentito, al 1° agosto, e quindi dà più tempo, più aria alla UE, ma arrivano le letterine ai paesi che non si sono comportati bene, cioè il Giappone, per esempio la Corea del Sud, e questi sono i paesi più colpiti dalle tariffe. Intanto c'è una notizia che ci sta molto a cuore. In Italia Stellantis crolla la produzione auto. Questo è il primo titolo oggi del Sole 24 Ore, crolla la produzione auto. I dati sono della Fiumchisler, ricorderete, ne abbiamo trattato molte volte qui, abbiamo dato voce proprio ai lavoratori di Stellantis e spesso è venuto a trovarci il presidente della Commissione Attività Produttive, Gusmeroli, che ci ha aggiornato, è lui che ha trattato, ha parlato, si è relazionato proprio con il CAN, e via quasi 2000 lavoratori nel 2025. In 6 mesi, cioè, l'Italia perde un terzo della produzione. E chi le fa le spese? Le piccole imprese, quelle di cui parlavamo poco fa con il professor Gualtieri, che non hanno futuro perché non riescono a competere, come ci spiegava il professore. Non so se avete avuto un po' di difficoltà nel sentirlo, ma il concetto è questo: hanno più difficoltà a competere sui mercati globali. Ecco perché il professore diceva 1000 eccellenze italiane, quotiamole in borsa, così vediamo che cosa può succedere. Abbiamo Buddy Fox, Sveva? Sì, è qui. Eccolo, Buddy, ben trovato, velocissimo, come stai? Buongiorno a tutti e complimenti Alessandra. Grazie Buddy, grazie. Te lo meriti allora, tutto. Grazie Buddy, allora tu sei brevissimo, ti ho appena ripresentato, ormai gli ascoltatori e le ascoltatrici ci conoscono, la tua rubrica è fantastica, secondo me è seguitissima, è molto pop perché tu riesci a dire delle cose che a volte sono declamate dai cosiddetti economisti, che sono nei mainstream in televisione con un tono così aulico, proprio forse per dare uno stacco, no? Per creare una differenza tra noi pop, mi ci metto per prima io, e poi gli economisti, quelli che insomma possono parlare un linguaggio così aulico. Ecco, tu questa differenza, questo stacco lo azzeri, Buddy, e lo fai capire e fai appassionare. Come siamo messi con le borse? Guarda,
per l'ennesima volta da qualche anno a questa parte, dopo la brusca discesa che ha fatto tremare il mondo di marzo-aprile, abbiamo avuto un super recupero e non voglio aumentare i complimenti anche perché non è bello autocitarsi, ma noi di Libero, il mio giornale, avevamo lanciato questa grande occasione mentre tutti tremavano, che era invece una grande occasione per fare affari. E le borse hanno recuperato tutto il ribasso e sono andate oltre su nuovi massimi. Sembra una cosa incredibile, ma la realtà è questa. La realtà è questa, quindi diciamo un po' tutto al contrario, un po' controcorrente, no? Quindi un pensiero diverso dal mainstream. Com'è, Buddy? Se posso usare una metafora, immaginati, Vai, sentiamo sono famose parlare le tue spesso... metafore, proverbiali, Buddy, usa tutto, vai. La metafora dell'estate. Adesso sentiamo spesso parlare di clima, fa troppo caldo, poi ci sono i temporali, poi purtroppo arrivano i danni perché quando dà troppo caldo si passa il troppo freddo, le piogge, le grandine fanno tutti questi danni. Un po' sta accadendo la stessa estremizzazione anche sui mercati, perché noi abbiamo periodi di calma piatta che possono essere quelli del bel tempo, del sole, della siccità, delle alte temperature con le borse che continuano a salire, poi improvvisamente capitano i casi come quello di dazi di Trump, oppure ci ricordiamo il Covid, oppure ci ricordiamo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, oppure andando ancora un po' più indietro la Brexit, improvvisi temporaloni con le borse che perdono il 20, anche il 30% in poche settimane. Tutto causato dall'alta tecnologia che adesso domina, l'intelligenza artificiale che domina anche sui mercati finanziari, sulle borse, e questi temporaloni però sono da comprare perché la liquidità sui mercati, che è quella creata dalle banche centrali che per anni hanno continuato a stampare denaro sui mercati, questi fuocherelli, questi incendi li spengono immediatamente. Allora, previsioni, non azioni, previsioni velocissimo, meno di proprio mezzo minuto, ma proprio poco, Buddy, vai. E qua, allora torna la Cassandra. Io dico solo una cosa, stare attenti, perché adesso il pericolo numero uno sono i titoli di Stato americani, perché con la nuova legge approvata, la legge finanziaria da Trump, il BBB, con 3.300 miliardi di nuovo deficit che faranno, il rischio è che se non trova Trump investitori che sottoscrivono l'enorme quantità di titoli del tesoro che dovrà emettere per finanziare questa crescita, se non trova sottoscrittori lì inizia a scricchiolare qualcosa perché il territorio dollaro diventa pericoloso. E aggiungo una cosa, secondo me ha rischiato molto Trump mettendo i dazi al Giappone, facendo il braccio di ferro con il Giappone, perché il Giappone è il singolo Stato che detiene il maggior numero di titoli di Stato americani. Una ritorsione sarebbe... Bene, Vadi, questa è la letterina per Trump, perché sai, noi qui mandiamo lettere e letterine a tutti, poi chi ci vuole ascoltare ci ascolta. Noi ci proviamo, anche oltreoceano. Che dici? E tu ci riesci sempre bene. Bene, Buddy, ti abbraccio, ti saluto, ti ringrazio sempre per il tuo contributo e ci sentiamo presto. Oggi scusami, ma siamo in estrema velocità. Ciao! È sempre un onore, ancora complimenti e saluti a tutti. Grazie, un abbraccio. E allora Sveva, mentre tu chiami rapidamente come sai fare tu Gabriele Meluso, il presidente di Assoutenti, perché il tempo corre, io vi dico che il caldo costa fino a 550 euro al mese, perché siamo andati dall'economia, il professor Guartieri che ci ha fatto una pilloletta, una disamina veloce e come sa fare lui, molto dritta, molto anche feroce, a Buddy Fox le borse, i mercati, qualcosa ci ha detto, ma la puntata è velocissima. E allora il caldo, perché? Perché c'è Assoutenti, una delle principali associazioni dei consumatori, con Gabriele Meluso, il presidente, che tra poco si collegherà con noi, e lo avete sentito, ma non in televisione, non l'avete letto sul giornale, lo sentiamo sulla nostra pelle perché bolliamo tutti. Il caldo ci fa star male, ci fa soffrire, ma quanto ci costa? Ci costa fino a 550 euro al mese a famiglia, 550 euro al mese a famiglia, tra condizionatori, consumi idrici e spese che noi facciamo tutti quanti per rinfrescarci. Più io ci metterei le zanzare, che qui a Roma ormai sono una moltitudine infinita, quindi ci costano anche gli antizanzare, non è una cosa da ridere, è una cosa pop, una cosa molto reale. Alessandra, e allora chi ci dice? Eccoci, Sveva, dimmi tutto. Scusami se ti interrompo, l'ospite è in linea. Grazie carissima. Gabriele Meluso, presidente di Assoutenti, come sta?
Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e mi preme dire complimenti, complimenti, complimenti. Complimenti, complimenti. Dobbiamo invitare Francesco Specchia tra un po', un mio collega che è venuto qui. Complimenti per la trasmissione. Questa è una cosa che mi fa molto sorridere, un vecchio titolo di Chiambretti, complimenti per la trasmissione, dove però si racchiudono tante cose, no, Presidente Melluso? Che cosa vuol dire complimenti per la trasmissione? Che forse abbiamo comunicato un po' di rumore, ce l'abbiamo fatta, forse, a stare tutti uniti in maniera pop, noi, non diversi, ma molto ugualissimi agli nostri spettatori, ascoltatori, e a capire insieme come vanno le cose in questo caldo bollente. Lei ce lo fa capire benissimo, l'altra volta è stato con noi, dicevo mentre l'aspettavo, il caldo costa fino a 550 euro al mese a famiglia. Che cosa dobbiamo fare per questo caldo estremo? Bene, niente, mi verrebbe da dire: aprile non ti scoprire, maggio vai adagio, giugno accendi il condizionatore. Perché purtroppo è capitato proprio questo quest'estate, che l'estate ci ha travolti in un pomeriggio di fresco a giugno, anticipando un po' i tempi e mettendo mano poi alle tasche degli italiani, come lei raccontava, fino a 500 euro in più al mese. Ma qualche consiglio, quello che noi possiamo dire è quello di usare il condizionatore solo dove serve e quando serve, e chiudere le porte delle stanze inutilizzate per raccogliere l'aria e mettere il termostato del climatizzatore non sotto i 25 gradi, perché la temperatura esterna non può variare più di 5-7 gradi, e quindi poi spegni quel maledetto condizionatore quando esci di casa, perché è inutile che lo si tenga acceso, perché noi dobbiamo pensare al risparmio. Sì. Dobbiamo pensare al risparmio. Intanto i beni alimentari, Presidente, stanno lievitando, sarà il caldo, non so, ma aumentano di giorno in giorno. Anche il gelato aumenta. Che facciamo? Come la mettiamo? Sì. Lo si potrebbe fare col vecchio gelato fatto in casa, innanzitutto. Qualche consiglio che noi abbiamo detto, la vecchia granita ma non della credo nonna. Che nessuno si metta a fare con questo caldo il gelato fatto in casa, e poi la bellezza di prendersi un gelato fuori, ma perché dobbiamo negarcela? Mangiare fresco, locale e di stagione è la soluzione. Frutta e a chilometro zero, insomma, a chilometro zero. Aiutano a idratarsi naturalmente. Riduciamo cibi ultraprocessati o confezionati, quelli salati poi fanno male anche alla salute, e in particolare gelato e yogurt bianco danno un sostegno in più alla giornata accaldata, perché appunto, come dicevo prima, i cibi troppo fritti e salati, pieni di grassi, aumentano la sensazione di caldo e affaticano molto la digestione. Se hai un'acqua da rubinetto del tuo comune, che è un'acqua, diciamo, salubre, utilizzala spesso, perché può evitare l'utilizzo di molte docce, possono recare solamente ulteriori costi. Andare in spiaggia o in piscina portandosi da casa qualche bevanda e qualche cibo ci può far evitare qualche costo del bar. Tutto qui. Ma sono quei principi e quelle regole del buonsenso che ognuno di noi conosce. Quindi bisogna trasformare le nostre piccole sane abitudini in attitudini. Questo è il punto. Allora, noi abbiamo tante abitudini, forse molte attitudini. L'attitudine che proprio non vogliamo avere è quella per le bollette. Allora, lei ha il dono della sintesi, meno di un minuto per dire qual è la novità che è entrata in vigore, ne parlavamo giorni fa, dal 1° luglio. Sì, dal 1° luglio esce la nuova bolletta intelligente, lo scontrino dell'energia, molto più sintetico nella visualizzazione dei vari costi, e proprio tutto non è stato accolto delle vicende che abbiamo sempre compulsato come associazioni, per esempio quella sui costi fissi e sui costi aggregati. Noi avevamo chiesto qualcosa in più, cioè mettere questi costi nella prima pagina della bolletta e non nella seconda, quindi per mettere avanti quello che di non buono c'era da raccontare al consumatore. Però siamo andati avanti, diciamo, la nostra battaglia continua. I costi di trasporto ci sono ancora, l'IVA sull'imposta ci sono ancora, ma noi non ci fermiamo, andiamo avanti. Abbiamo fatto tante battaglie intelligenti, ricordo una su tutte, quelle dell'onorevole Gusmeroli, presidente della 10ª commissione, sulla possibilità di trasferire nell'STG i soggetti vulnerabili. È stata una battaglia di tutti. Lei pochi giorni
Sì. molto fitta. Alessandra, scusami, ti senti molto male, si sente molto a tratti purtroppo. E allora Alessandra, purtroppo non sentiamo nulla. richiamami, che devo fare? Eccoti, adesso ti senti. Ok. Grazie Presidente Melluso, ci risentiamo. Grazie, a presto. A presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra. Ed è sempre un piacere ritrovare qui a Rumore, Radio Libertà, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Dottoressa Ghisleri, è in linea? Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie. E allora, dottoressa Ghisleri, il caldo costa fino a 550 euro al mese. Poco fa ne abbiamo parlato con il presidente di Assoutenti Melluso. Qui tra condizionatori, consumi idrici e spese per rinfrescarci tutti, e con le guerre di mezzo, tra rinvii, telefonate, lettere, letterine, ecco, la mia domanda è molto diretta, molto pop. Abbiamo vinto anche un premio per questa trasmissione Pop Economia. Lo so, volevo farle anche i complimenti, il microfono d'oro, certo, il complimenti veramente. D'oro. E allora, noi non siamo però d'oro, siamo un po' spogli nelle nostre tasche, un po' tutti gli italiani, come lei ci dice sempre. E allora le chiedo quanto l'economia a questo punto diventa un fatto pop, e cioè popolare, e cioè quanta paura abbiamo, l'abbiamo detto molte volte, ma ancora di più, di questo fattore economico, questo sconosciuto, che noi qui cerchiamo di far trasformare ancora in pop, ma vediamo insomma se ci stiamo riuscendo, quanto e come. E poi
la domanda che proprio mi incuriosisce anche a livello personale, qui ho i test, diciamo, degli ascoltatori, cresce la voglia di capire sempre di più per una informazione sempre più consapevole? Allora, partiamo dalla prima domanda. Possiamo dire che quasi il 43% degli italiani dichiara di sentirsi più povero rispetto ad un anno fa e addirittura il 46% è convinto di avere le stesse possibilità economiche dello scorso anno, nel bene e nel male. Solo il 6,7% si sente più ricco e sono dati di un sondaggio realizzato alla fine del mese di giugno. Anche l'Istat ha rilevato una perdita del 10,5% del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali. Quindi, e oggettivamente le retribuzioni effettive, secondo le rilevazioni sempre dell'Istat, hanno perso all'incirca il 4,4% a causa dell'inflazione elevata. Sicuramente c'è un fatto percettivo. Tuttavia, le sensazioni che si registrano non solo dai nostri sondaggi, ma di quelli trasversali di tutti, nascono anche per una combinazione di fattori economici strutturali e soprattutto anche psicologici, che sono aggravati, come già anticipava, dalle guerre, perché ovviamente non solo i cittadini si sentono più poveri economicamente, ma si sentono più insicuri, frustrati e meno speranzosi del futuro. Perché? Perché non lo riescono a pianificare, semplicemente perché hanno imparato che la guerra in Ucraina ha significato l'aumento del petrolio, delle materie prime, degli alimentari. E il tema vero è che le principali voci di spesa delle famiglie italiane sono influenzate da fattori come reddito, e inflazione, zona geografica, composizione del nucleo familiare. Però gli alimentari risultano il punto su cui le famiglie italiane spendono di più. Al secondo posto, ma siamo nel mese, quindi ci sta, sono arrivate le tasse e a seguire il costo della casa. Di tutto questo noi dobbiamo ricordare, quindi il costo della casa con affitto, mutuo, utenze, che è diventato una spesa importante. Sappiamo quanto la casa sia cara agli italiani, no? La casa è il primo pensiero degli italiani. No? Allora, bravissima, noi dobbiamo ricordarci che quasi più del 92%, più del 90% degli italiani possiede almeno una piccola casa di proprietà. E quindi diventa, come dire, un punto di un bene, all'inizio era un bene rifugio, era il genitore intestava la casa al figlio, un simbolo di stabilità. Oggi per chi si sente in difficoltà viene vista come un costo pesante, cioè un impegno rigido legato ovviamente a una fonte di incertezza come sono le bollette, quello che anticipava nell'introduzione. Quindi che cosa accade? Accade che le cure sanitarie sono diventate un lusso per molti italiani, è diventato un costo imprevisto, spesso insostenibile, che aggrava l'equilibrio economico familiare. Quindi di fronte a tutto questo si aggiunge anche, attenzione, leggevo poco prima di mettermi in collegamento con voi un articolo proprio sulle auto e sul costo che ormai hanno preso anche le automobili, che diventano ovviamente non solo, come dire, un bene di lusso e non più una necessità, ma diventa ovviamente non solo comprarla un lusso, ma anche mantenerla nel tempo, no? La benzina, portava, dottoressa Ghisari, mi scusi se la interrompo, una questione economica, ma anche una questione di cuore. In Italia, primo titolo oggi del Sole 24 Ore, Stellantis crolla la produzione auto, i dati sono della FIMCISL, sono quasi 2000 i lavoratori che possono perdere, no? Sono a rischio, noi li abbiamo sentiti qui in questa trasmissione molte volte. E è una questione di cuore, dicevo, perché l'ex Fiat, ora Stellantis, è simbolo del Made in Italy, di questa fascinazione anche, no? Che noi abbiamo avuto con Casa Agnelli, e il legame anche affettivo oltre che economico. Che cosa succede quando un operaio non può permettersi e comprarsi più una utilitaria dell'azienda di famiglia? Allora, il tema vero è che se si vanno a vedere gli sviluppi del mercato di second hand, cioè di seconda mano, ci si accorge che sta superando le vendite delle macchine nuove, delle auto nuove. Ma
Allora, sempre in questo articolo si diceva che dal 2013 ad oggi i prezzi medi delle macchine sono aumentati del 52%, passando ad esempio per una macchina media da 19.000 euro a 30.000 euro. Noi ricordiamo che tuttavia gli stipendi sono rimasti fermi, la spesa è salita, allora ci si chiede come fa una famiglia con un reddito medio di 35.000 euro ad acquistare un nuovo veicolo pagando bollette, facendo la spesa, avendo quelle inconsapevoli purtroppo opportunità mediche, no? Che capitano all'improvviso, dovendo anche pagare ovviamente mangiare. Allora, nell'articolo si diceva anche, ad esempio sul Corriere della Sera, che è cresciuto del 5% la percentuale di persone che non vuole addirittura comprare l'auto. E quindi il tema è che non tutti abitano in città che sono ben fornite e soprattutto spesso siamo pendolari rispetto al posto di lavoro e quindi bisogna anche permettersi di poter non solo avere un'auto ma di poter fare questo viaggio. Allora c'è da dire un fatto importantissimo, cioè che c'è questo disagio diffuso perché quando la casa, il mangiare diventano un peso, la salute un lusso, l'auto una necessità troppo cara, allora dobbiamo chiederci se parliamo ancora di economia oppure di dignità delle famiglie, perché è una responsabilità, perché è vero che i dati Istat non mostrano un collasso economico e la percezione di povertà invece sì, ma il tema vero è che ognuno di noi è chiuso nel proprio mondo e giudica quello che vede e che può giudicare, mentre tutto il resto ovviamente al di fuori non lo può vedere. Diciamo anche che quelli che sono i paragoni fatti espressamente, non so, ad esempio guardando i social o leggendo, guardando vite di persone più fortunate, c'è anche questa percezione di povertà che aumenta perché aumenta il gap tra ciò che mi posso permettere e ciò che vedo che gli altri si permettono o che magari fingono di permettersi, no? Spesso e volentieri. Che anche fingono di permettersi, ha ben detto. Ecco, un terzo punto e poi chiudiamo, oggi siamo in grande velocità. La sicurezza, ce lo anticipava, ce lo diceva anche nell'ultima nostra conversazione, in questo clima, sì. E poi lo ha pubblicato nella sua ultima ricerca sulla stampa pochissimi giorni fa. La sicurezza, questo clima internazionale così difficile, così diverso, qual è la prima paura dei cittadini dell'economia e anche altri? Sulla capacità di attentati, quello che ci fa davvero tremare, ma pensiamo anche alla mancanza di sicurezza nelle grandi città, nei centri urbani. Penso a Milano, classifica del Censis che mette, e lo abbiamo visto anche, Milano ai primi posti. Ecco, qui come siamo messi? Allora, c'è un tema, la sicurezza dipende da tanti fattori, intanto dall'allargamento del conflitto in Medio Oriente, dal fatto, partiamo dal macro, dal fatto che comunque anche il presidente americano e la stessa America, vista sempre come un punto di riferimento e anche di protezione, viene giudicata un pochino più come dire, lontana dai nostri appelli, e in tutte queste i dazi intervengo, tolgo le armi, metto le armi, i bombardamenti non ci sono, l'Iran, in tutto questo Mare Magnum lo possiamo definire, le persone iniziano ad avere paura, anche timori e preoccupazioni per la sicurezza, per rimanere isolati e non tutelati, quindi vulnerabili e fragili. Fragili su che cosa? Ed è un tema, donne, bambini, anziani si sentono proprio come nelle categorie proprio delle grandi escalation tragiche, si sentono più vulnerabili. Si sentono un po' in guerra, diciamo, è una cosa forte che sto dicendo, allora, ma forse è così? Più che in guerra si sentono, non hanno capito che cosa sta succedendo e quindi al di là del fattore economico che abbiamo già citato, c'è anche la paura non tanto di entrare in guerra, ma di importare cellule radicalizzate di lupi solitari che quindi improvvisamente impazzino e si facciano esplodere da qualche parte, quindi tema attentati, il grido di dolore di quelli che sono gli eventi nel mondo ha spaventato. E poi si scende, perché ovviamente si collega al tema
all'immigrazione, al tema della volontà di voler controllare l'integrazione e l'immigrazione in una maniera migliore, e sono paure da non derubricare, perché ovviamente allo straniero che si vede che gironzola, magari che non ha una casa, che ha, insomma, che si trova in zone sempre non ben frequentate, si ha sempre la paura di poter essere sotto scacco. E ancora più piccolo la paura di non potersi tutelare a sufficienza, perché questi sconvolgimenti a livello internazionale portano e importano personaggi che possono essere anche psicologicamente lesi, o che possono anche avere dei credo così forti da farsi esplodere in virtù del fatto di dover uccidere l'avversario anche civile. Allora di fronte a questo c'è una forte paura, ma poi ci sono le paure della microcriminalità, perché ci si sente ovviamente non tutelate a sufficienza, perché come ha già citato, a Milano ci sono aree molto pericolose, ma la stessa, quella che veniva definita movida, diventa pericolosa, perché ogni giorno leggiamo sul giornale di risse tra ragazzini fuori da discoteche locali, perché con morti e con feriti gravi, magari per motivi non futili, proprio stupidi. Allora il tema è un tema misto, nel senso che parte da una macro insicurezza a livello globale per arrivare a una micro criminalità localizzata, che dipende anche da un certo tipo di educazione, da un rapporto tra le istituzioni, la società, la famiglia e la scuola, che ovviamente ha la necessità di avere un'integrazione maggiore. Quindi è tutta questa insicurezza può, tra virgolette, loro dicono, arrivare da noi, e noi la percepiamo come tema di insicurezza, e questo noi lo registriamo tutte le settimane, perché nella scala delle priorità, dopo l'aumento dei prezzi, dopo le cure, le salute e la difficoltà proprio ad accedere, il lavoro e quindi lo salario che non aumenta, la difficoltà a trovare lavoro, ricordiamoci che l'età media degli italiani è tra i 47 e i 48 anni, quindi vuol dire che abbiamo davvero un'età media avvilente, è un molto dato davvero avanzata. avvilente, perché si tratta di una Certo. fascia giovane, no? Mi porto un Sì. passettino avanti, ma proprio in velocissima, la prego. Che cosa vorrebbero dalla politica i cittadini, dalla politica in generale? Sentirsi più tutelati, lei ce lo sta facendo capire, ma che cosa vorrebbero? Beh, la forza di un paese in questo particolare momento di insicurezza. Beh, la forza di un paese si misura nella capacità di costruire delle relazioni, quindi non nei grandi proclami, ma delle azioni importanti. Il dato vero è che le emergenze devono avere delle risposte concrete, che devono essere trasversali e condivise. Spesso le soluzioni si dividono in valutazioni espresse più a livello politico per bandiera. Io sono contro perché l'ha detto la parte avversa e così via. Sì, per preconcetti, diciamo, no? Per motivi di bandiera, puri motivi, ma certo, diciamo così, di partigianeria. Ad esempio, ma la sicurezza, come il caro vita, non fanno distinzione tra ideologie, coinvolgono tutti i cittadini, quindi sono le soluzioni che dovrebbero essere giudicate, non le parti politiche in campo. E su questo credo che il cittadino, è anche per questo che ha una diffidenza, e un cittadino su due non vuole ancora andare a votare, perché si sente più che altro escluso, perché non percepisce la scelta politica, percepisce e vorrebbe percepire la concretezza di un'azione per una soluzione. Quindi tutto ciò che noi abbiamo detto impone delle risposte concrete, trasversali e condivise. Sempre davvero importante conversare con lei, io la ringrazio, oggi siamo molto molto in velocità, la saluto e la richiamerò presto se lei vorrà. Vi Grazie, dottoressa Alessandra ringrazio e vi faccio ancora le mie migliori congratulazioni per il vostro premio. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci, a presto. A presto. E allora, puntata veramente fitta, velocissima. Ora una voce importante. Sveva, pensaci tu, il numero te l'ho fornito, Susanna Sciacchi, io comincio a presentarla, mi porto avanti, è la presidente della Dei Viso, Associazione Donne Ebrei d'Italia,
confederata anche con Viso Women International Organization. Che cosa succede? Perché l'ho chiamata? E proprio, diciamo così, negli ultimi minuti in cui organizzavo la puntata stamane. Sapete, c'è stato un incontro Trump e Netanyahu su Gaza e Iran. Netanyahu ha addirittura candidato a Nobel per la pace Donald Trump. Vediamo un po' che cosa uscirà da questo incontro, perché tutti speriamo in una tregua che si plachi tutto questo orrore. Vediamo un po'. Tutto questo però è un po' dimenticato, è il fatto che si origina tutto questo massacro dal 7 ottobre 2023. Mi ricordo benissimo, perfettamente, era un giorno in cui andavamo in onda e abbiamo dato la notizia di questo massacro, di questo attentato terroristico da cui tutto si origina, lo ribadisco, di Hamas contro Israele. Ed è stato pubblicato il Dina Project. È una notizia che fa molto rumore, c'è un rapporto finanziato anche dal governo britannico che parla, è relativo agli stupri di gruppo commessi dai terroristi di Hamas durante il pogrom del 7 ottobre 2023. Che cosa viene denunciato da questo rapporto? Sveva, come siamo messi con la presidente Shaki? La Intanto presidente è in onda. è in linea? Presidente Susanna Shaki, benvenuta, ben trovata qui a Rumore Radio Libertà. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Io l'ho già presentata, mi sono portata un pochino avanti. Hai fatto bene. Questo rapporto, appunto, lo ripeto, è stato pubblicato il Dina Project. In questo rapporto viene denunciato come i terroristi di Hamas hanno spogliato le vittime della violenza sessuale, le hanno legate agli alberi, le hanno mutilate durante un attacco sistematico. Il rapporto, leggo qui e lo voglio leggere in maniera davvero molto cadenzata. Il rapporto include le testimonianze di 15 ostaggi tornati in Israele dopo il rapimento di una sopravvissuta a un tentato stupro al Festival Musicale Nova, e ci sono poi delle interviste. Vedremo un po' se riuscirò a reperire qualche persona, vediamo un po' se riuscirò a portare qui qualche testimonianza così forte, interviste con testimoni, soccorritori, terapisti che curano i sopravvissuti traumatizzati. Allora, come è andata questa cosa e che cosa ci può dire di più? Guardi, quello che io posso dire è che ancora dopo 21 mesi siamo qui a cercare di convincere il mondo, di convincere un mondo sordo, un mondo che fa finta di niente, un mondo che per comodità si volta dall'altra parte, che questo è stato, che quanto di più aberrante e inaccettabile un essere umano, ma se si può definire un essere umano, possa mettere in atto è stato vero ed è vero. Cioè, questa è la cosa più incredibile in assoluto, cioè quello che è successo, il fatto che non si voglia credere alle vittime, perché si dice la verità chissà può essere viziata, può essere... Perché lei pensa che davvero non si creda a questo? Pensa che ci sia dell'omertà ancora? Reticenza? Ci sono assolutamente tantissime persone che dubitano che non è stato, che non è vero, che è gonfiato, che è una cosa usata, strumentalizzata per altri fini, ecco, e non dico altro. Però purtroppo siamo qui cioè ancora il fatto stesso che stiamo a cercare, a documentare, a produrre rapporti, a produrre prove, a produrre video su video. Io personalmente non ho più la forza di vederli, ma ci sono, cioè è una ricerca continua per dimostrare che è vero, che hanno fatto delle cose inaudite sulle donne, ma anche sugli uomini e anche sui bambini, sugli uomini. È vero, purtroppo in prigionia, perché non ci dimentichiamo che abbiamo ancora, che Dio li benedica e che li protegga, 50 ostaggi di cui non sappiamo quanti vivi, ma potrebbero essere una ventina, e ci sono persone uscite da quell'inferno, rapite e uscite, che continuano a fare questi abusi, questi atti terribili, queste intimidazioni, queste violenze. Quindi questa cosa viene continuata
Una violenza nelle- reiterata e senza fine. senza fine, e poi di un macabro che cioè io non voglio andare nei particolari, perché anche io ho bisogno, come veramente tutti noi, di proteggerci, perché noi non ne possiamo più. È qualche cosa cioè che ti toglie il fiato. Aberrante. Allora, Anche Presidente questa Adei Viso, ci tengo a far conoscere questa associazione di donne ebrei d'Italia. Cosa fate voi? Qual è la vostra primaria attività? Allora, noi siamo l'associazione storica ebraica italiana, perché stiamo nel 2027 compiremo 100 anni, quindi siamo molto vecchie. E siamo Diciamo confederate storiche. Molto storiche, non vecchie. molto storiche, e diciamo che la DEI è nata con lo scopo, ai tempi, 100 anni fa, di diffondere la cultura ebraica e la conoscenza di quella che è la storia del popolo ebraico, e poi in seguito dello Stato di Israele, che è nato dopo, diciamo diffondere appunto la cultura e avvicinare le persone per farci conoscere. Nel corso del tempo, dopo un po' di anni, la DEI si è confederata con la Women International Zionist Organization, che è l'organizzazione ebraica mondiale più importante del mondo, che conta nel mondo 250.000 socie. Benissimo, quindi c'è un'opera, mi scusi, di informazione continua, no? Di comunicazione continua. Di comunicazione e soprattutto di sostegno di quelli che sono i centri Vizzo in Israele, che sono aperti, attenzione, a tutta la popolazione israeliana di qualunque, e questo tengo a sottolinearlo, di qualunque origine, religione, etnia sia. Quindi nelle nostre scuole, nei nostri asili, nelle nostre case per donne maltrattate, nelle case di riposo, possono andare bambini, donne, uomini, eccetera, drusi, circassi, beduini, ebrei, cattolici, cristiani e musulmani. Quindi noi siamo una associazione aperta, molto alla aperta, conoscenza molto e aperta. alla convivenza. E alla convivenza, cosa che non e è questo assolutamente è un punto fondamentale. Questo è un punto Susanna fondamentale. Sciacchi, guardi, io ho poco tempo oggi, come le anticipavo nella nostra precedente conversazione, ma mi riservo di risentirla a breve, perché questo è un tema dirimente. Sarà un piacere. Una pillola, cosa possiamo fare noi donne, e non solo, ma in questo caso noi donne, perché lei è presidente di un'associazione di donne ebree, qui in Italia, per aiutare quest'opera di divulgazione, per condividere, per stare più vicino a voi? Guardi, la cosa fondamentale è parlarne, ma parlarne anche non soltanto appunto come voi fate, tra l'altro, e come non fanno gli altri, non soltanto prendendo una parte dell'informazione, ma prendendo l'informazione in toto, nella sua globalità. Cioè le fonti da cui si prendono le notizie sono fondamentali, sono importanti, non si può fare informazione prendendo soltanto una parte. Perfetto, chiaro. Mi pare di aver detto tutto quello che ha detto nei nostri tutto, pochi minuti l'ha detto tutto. Grazie infinite. Grazie davvero, un abbraccio, a presto, ci risentiremo senz'altro. Contraccambio e un saluto a tutti, grazie. Grazie. E allora io invece voglio abbracciare di nuovo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, salutare tutti, il microfono d'oro a Pop Economia Rumore, è il secondo anno consecutivo che accade. Lo scorso anno alla trasmissione di Antonino Danna, Chilometro Zoom e Lorenzo Viviani, sono davvero molto contenta, vi abbraccio, vi saluto e a presto. Avete ascoltato Pop Economia.